Non ci si aspettava nulla di più di ciò che è stato ottenuto, ma c'è un PDL Veneto che dopo la nomina del nuovo governo riflette sulle scelte che sono state compiute. L'onorevole Giancarlo Galan, anche se avversario politico da sempre del neo ministro Zanonato, conferma la fiducia all'esecutivo, ma non rinuncia a tirare le orecchie al nuovo ministro dell'Agricoltura, Nunzia De Girolamo, rea di aver affermato che i veneti sono tutti contadini. L'ha detta e siccome è una persona intelligente credo che non abbia timore alla prima occasione in cui io la porterò in Veneto di chiedere scusa se ce n'è bisogno o comunque di ammettere di aver detto una fesseria. Su Zanonato, un nuovo ministro per lo sviluppo economico, la presidente della provincia, Barbara Degani, è cautamente ottimista. L'ex sindaco dice conosce bene il territorio. Questo ci fa ben sperare, nel senso che va allo sviluppo economico una persona che conosce molto bene il nostro territorio e quindi noi lo aspettiamo al varco, nel senso che vedremo quelle cose che saprà realizzare nel breve e nel brevissimo tempo. Per l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro si tratta del governo di Napolitano, un governo di emergenza che dovrà dare risposte specialmente sul tema dell'economia. Il clima è pessimo e l'esempio di ieri non deve ripetersi e dobbiamo fare di tutto per rasserenare gli animi. Certo che a me capita quotidianamente di ricevere richieste di aiuto, richieste di lavoro a cui non si può dare risposta facilmente se non facciamo ripartire l'economia. Per molti nel PDL il Nord sarebbe rappresentato in questo governo in maniera minimale. Da sempre il Nord è la locomotiva d'Italia, allora o alla locomotiva si dà il carbone perché possa trainare il treno o si rischia che il treno si inceppi, quindi solo sui fatti giudizio anche sulla rappresentanza veneta.